Oggi vi parlo di questa. L'avete riconosciuta? Spero di sì. È una famosissima villa che si trova nei pressi della città di Vicenza ed è Villa Almerigo Capra, meglio conosciuta a tutti come la Rotonda. Allora, è una villa palladiana che era stata commissionata all'architetto da un alto prelato che, dopo aver vissuto per anni ed aver lavorato alla curia papale, decide di commissionare una casa imponente per trascorrervi la sua terza età. Però né il committente né l'architetto vedono la fine di questa prestigiosa opera. Infatti nel 1580, che è l'anno di morte di Palladio, la villa viene diretta da Vincenzo Scamozzi, un allievo dell'architetto stesso, che, ispirandosi al Pantheon di Roma, fa delle modifiche, aggiungendo addirittura la barchessa laterale. Resta il fatto però che questa villa resta un pezzo iconico dell'architettura palladiana, soprattutto per la caratteristica di villa tempio, cioè quei canoni che erano prettamente destinati alle architetture religiose sono stati applicate ad una villa rurale veneta. Attualmente questa villa è di proprietà della famiglia Valmarana, che continua nell'opera di restauro, nell'opera di manutenzione della villa. Addirittura pensate che con i fondi del PNR hanno messo mano anche ad un prestigioso giardino e attualmente la villa è aperta al pubblico. Quindi una visita a Vicenza vale assolutamente la visita a questa particolarissima villa palladiana. E voi la conoscevate questa villa veneta?